Concittadine e concittadini del nostro Friuli Venezia Giulia, una nota da Fogolar Politic per informare la popolazione a ridosso di queste elezioni regionali che in data 10 febbraio 2023 la commissione direttiva della nostra formazione è composta dal sottoscritto e dalle commissarie maestra Manuela Bondio e professoressa Renata Capria Daronco. Ha firmato un patto programmatico ed elettorale specificamente e personalmente con il consigliere regionale professor Furio Onsel, candidato alle prossime elezioni in Friuli Venezia Giulia, il quale ha aderito ai punti propostigli dalla delegazione focolarista. I contenuti del patto saranno resi noti a fine mese in occasione delle presentazioni di liste e programmi. Del professor Onsel per 2 mandati sindaco di Udine, bene, insomma, Fogolar Politica, Europa Aquila Iensis, filiazione politica del oramai ultra trentennale mobilitazione civista udinese, friulana, transfrontaliera del Fogolar Civic, non ha mai dimenticato la singolare virtù, la virtù davvero rara in seno alla nostra classe politica di interlocutore. Interlocutore aperto, rispettoso, attento alle istanze del civismo in senso trasversale, del civismo di ogni idea, del civismo di ogni colore, in particolare del civismo culturale. Quindi non soltanto un politico, non soltanto un accademico, rettore per un decennio circa dell'Università degli Studi di Udine, ma un uomo di profonda cultura ed umanità. E va detto anche, sommo interprete istituzionale del profondo messaggio culturale e civista che noi abbiamo cercato di rappresentare nel corso di questi decenni, liberalmente, con le nostre 1000 iniziative sociali. L'attenzione nei nostri confronti non c'è stata da parte, ad esempio, dei bei nomi del friulanismo doc, dell'autonomismo doc, del leghismo di un tempo troppo scontatamente immaginati come i primi referenti naturali di ogni istanza locale. Noi siamo stati ascoltati da questo ex rettore, dal suggestivo nome mitteleuropeo, espressione tra l'altro di una sinistra che ha dimostrato sostanzialmente, soprattutto nell'ultimo periodo, di non apprezzarlo troppo, di non apprezzarlo come merita, di non valorizzarlo come merita. Bene, noi con quella sinistra abbiamo ben poco da spartire, da condividere. Il nostro è un patto di fiducia personale con la persona, fondato su ciò che condividiamo. Non è affatto un patto con un partito, una coalizione che saremmo forzati a votare soltanto per seguire il nostro ex sindic, di cui sinceramente ci fidiamo. In regione Onsel sarà bandiera quindi anche del civismo culturale udinese, di quello friulano, di quel civismo regionale del Friuli Venezia Giulia con una prospettiva euroregionalista, che vorrebbe questa nostra regione sorta di nuova Aquileia,
di nuova Aquileia laica, aperta ma coesa, democratica e forte. Ancora una volta, laboratorio di civiltà al crocevia dell'Europa. Un'idea che ci ha visti da sempre convinti araldi e continueremo certamente ad esserlo, propugnandola, appoggiandola, impegnandoci in mille modi a suo favore. In questi anni siamo stati ascoltati, apprezzati da rarissime figure istituzionali, tra cui certamente ha saputo stagliarsi, attenta e profonda e cortese, quella di Ons. Non lo tradiremo e sicuramente non saremo traditi. Ne riparliamo. Arrivederci, arrivederci, auf Wiedersehen, se vedemo.